Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Va ora in onda Pop Economia Rumore. A te la linea, Alessandra. Martedì 1 luglio, io sono Alessandra Mori, questa è Pop Economia Rumore. La canzone di oggi è People Has the Power, il potere è del popolo, canta Patti Smith, prima della nostra sigla Pop Economia. E poi non sarà come dimenticare, cari amiche e amici di Radio Libertà, perché si bolle, è caldissimo e il caldo rimane sulla pelle. Voi come state? Scriveteci, telefonateci, fateci sentire le vostre voci. Si bolle in Europa, avete sentito? A Parigi è stata chiusa la Torre Eiffel per il caldo e in Italia la situazione è rovente. Temperature sono si chiama il clima politico sul decreto sicurezza. Parliamo sul fine della Contiziana Nissini, vicepresidente della Commissione Lavoro, Camera dei Deputati. Anche la nostra puntata è bollente alle 16:30. Rumore, non perdete questa finestra perché con noi ci sarà una giovane signora iraniana, una giovane donna che ha scelto di non divulgare i suoi dati in radio. Diremo di lei solo il nome, non il cognome, non la sua attività. Lei è un'attivista del movimento Donna, Vita, Libertà e ci racconta l'Iran velato, i soprusi e le violazioni sulle donne. Mentre, tornando alla nostra pop economia, torna a ribollire, lo avrete sentito ieri, i dati Istat, l'indice dei prezzi al consumo, l'inflazione a giugno, e bolle anche il carro della spesa, diventa più leggero nel senso che possiamo permetterci poche cose, costi e conti e puntualmente ritornano, ma in fondo, anche se non sembra, come canta Patti Smith, il potere è sempre vostro. Lo avete voi in questo caso come ascoltatrici e ascoltatori nel sollevare domande e nel determinare le risposte. E allora chiamateci al 02 92 94 72 22, scriveteci i messaggi al 340 670 9659 su WhatsApp, seguiteci ovviamente in Radio DAB, su radiolibertà.net, sui social e anche in TV se volete al 252 del digitale terrestre. Allora, People is the power, come in questo caso con di oggi, l'approccio è pop. Sono nette, le risposte reali, come reale è la nostra pop economia, pensate un po'. Si chiama 100% Italia, è un libro molto gradevole, edito da Paesi Edizioni, un maxi sondaggio che mette noi italiani allo specchio, e ci piace o no stare allo specchio. A rivelarci tutto è l'autore Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. È in linea, Gigliuto? Buonasera, sono in linea e sono al caldo purtroppo, però va bene così. Al caldo bollente, benvenuto Livio a Pop Economia qui su Radio Libertà. Questo libro è pop, ma perché è pop? Quanto è pop questo libro? E soprattutto cosa hai chiesto agli italiani? Questo libro è pop perché è scritto dal popolo, è scritto dalle persone. Il libro non dice come la penso io, cosa che naturalmente sarebbe del tutto irrilevante su 100 temi, ma dice come la pensano le persone. Lo facciamo attraverso un sondaggio. Ho fatto 100 domande agli italiani, queste 100 domande parlano di tutto: sport, intrattenimento, televisione, politica, diritti civili, ovviamente il nostro rapporto col cibo, ci mancherebbe altro, che per noi è una cosa molto importante, famiglia, parla di tutto. È una fotografia in questo senso popolare perché parla di tutti noi, cerca di raccontare tutti noi attraverso una sorta di maxi sondaggio. Un maxi sondaggio, tu dici gli italiani sguazzano nelle sfumature. Sulle cose serie gli italiani sono modernissimi, sulle cose meno serie si dividono. Dove sono le cose dove si dividono? Allora, su cose molto serie e cose anche che noi siamo abituati a raccontare, perché un po' la politica ci abitua a raccontarci come polarizzati, cioè a dire: ma voi la pensate a destra in un modo, a sinistra in un altro sui grandi temi civili? Ecco, in realtà il sondaggio che ho fatto dice che non è così sui grandi temi, sull'amore, sulle relazioni,
l'amore tra persone dello stesso sesso, sul persino il matrimonio, l'adozione, noi abbiamo raccolto un'opinione pubblica molto più trasversalmente favorevole di quanto siamo abituati a raccontarla. E questo è quello che è venuto fuori sulle cose serie. Sulle cose, diciamo così, meno serie, che per carità sono sempre importantissime, il nostro rapporto col cibo, con l'alimentazione, su quello siamo molto più intransigenti. Cosa vuol dire? Che ho fatto delle domande, ad esempio, sul cappuccino dopo pranzo. Lo possiamo prendere o non lo possiamo prendere? No? Perché questa è una tradizione del tutto non italiana. Sì, la domanda chiave del nostro cappuccino o caffè, no? Esatto. Dici pure, Noi che quando cosa ne è emerso? Quando noi vediamo i turisti prendere un cappuccino, mi è capitato adesso a pranzo, quando vedi un turista prendere il cappuccino mentre mangia la carbonara, vedi tutti gli italiani che si guardano, no? Si fanno l'occhiolino e dicono: ma cosa stanno facendo questi? Non lo faremo mai. Ecco, su queste cose noi siamo tradizionalisti e intransigenti, mentre, dicevo prima, sulle cose più serie lo siamo decisamente, ma decisamente meno. Ecco, Livio, economia ed economia reale, quella che trattiamo qui in questa trasmissione Pop Economia tutti i martedì. La scala delle priorità dei cittadini e degli italiani dove batte? Allora, noi abbiamo un po' a volte una tentazione di raccontare gli italiani come ossessionati dalla pressione fiscale, perché effettivamente nel nostro paese le tasse sono alte e diciamoci la verità. I dati ce lo dicono, scusami se ti interrompo, i dati di ieri, inflazione che rialza la testa, anche la pressione fiscale che gli italiani detestano. Che gli italiani detestano, e per carità, pagare le tasse non piace a nessuno, questo naturalmente è valido anche per gli italiani, però c'è una sfumatura, perché io ho chiesto agli italiani: ma qual è la cosa che veramente non sopporti, la cosa che ti dà più fastidio, che ti preoccupa anche di più quando pensi alla tua condizione economica? E ho detto ovviamente le tasse, ho detto ovviamente le bollette, no? Il caro bollette, e ho detto gli stipendi. E gli italiani hanno detto: il più grande problema che abbiamo, in maggioranza hanno detto, il più grande problema che abbiamo non sono le tasse, ma è lo scarso potere d'acquisto dei nostri stipendi. Insomma, crescono le tasse, crescono le bollette, cresce il prezzo dei beni che compriamo tutti i giorni, le cose da mangiare, da mettere in tavola. La cosa che ci spaventa di più è che il nostro stipendio non cresce. È questo che preoccupa l'opinione pubblica. Considerato tutto questo, considerati gli stipendi bassi e il terrore che l'opinione pubblica ha di rimanere con le tasche vuote, le guerre, come sono percepite? Allora, gli italiani, come loro approccio tradizionale alla vita, sono pacifisti. Cioè, loro vorrebbero non essere mai coinvolti direttamente in qualche conflitto. E per questo, da quando sono iniziati i conflitti 4 anni fa, quello in Ucraina, chiediamo agli italiani se fossero d'accordo, se siano d'accordo con un sostegno militare, per esempio, diretto all'Ucraina. Ecco, noi su questo gli italiani li vediamo sempre abbastanza contrari, hanno un atteggiamento tendenzialmente negativo, perché la tentazione, la percezione che abbiamo noi è che la cosa migliore sia cercare di starne quanto più alla larga possibile. Diciamo che non siamo proprio amanti delle armi, noi italiani. Ecco. Quando pensiamo ai conflitti che sono in atto in questo momento, però, è chiaro, pensiamo alle cose legate alla parte più dolorosa dei conflitti, la violenza, le morti, anche addirittura il rischio che questi conflitti diventino mondiali, no? Si trasformino in un conflitto mondiale. Però devo dire, tanti italiani sono molto preoccupati anche dell'impatto economico dei conflitti di questi anni, anche perché forse un po' l'abbiamo sentito nelle nostre bollette, nei nostri portafogli. È perché i dati sono impietosi, purtroppo, come dici tu, sulle bollette, tema abbiamo qui ogni martedì. Andiamo un pochino sul leggero. Tu dicevi, e io leggevo, credo che Sveva intanto, la nostra regista, stia mandando la cover del tuo libro. Siamo in telefonica, ma penso che sarà stato già fatto, Sveva ci avvertirà. Cialda o mocha, vegetariani o vegani? In questo caso? Allora, cialda o moka è un tema veramente molto interessante, perché sembra leggero, ma forse è pesante. Sembra leggero, ma addirittura la sorprenderò. Ha addirittura un po' a che fare con la politica. Cerco di spiegare perché. Ah sì? Ho fatto delle domande leggere e in queste domande leggere sono venute fuori un po' di cose che ovviamente nulla hanno a che fare con la politica. Poi però a un certo punto sul caffè io faccio una domanda e chiedo agli italiani: ma voi preferite prenderlo a casa o prenderlo al bar?
e gli italiani si sono divisi, no? La maggioranza degli italiani preferisce prenderlo a casa il caffè rispetto a prenderlo al bar. C'è però una componente della popolazione italiana che mi ha detto in maggioranza io preferisco prenderlo al bar, e sono gli elettori di centrodestra. Ora, questa cosa ha un significato politico, non ha un significato politico, è la voglia dell'elettore di centrodestra di concedersi una coccola in più, quello di centrosinistra invece ha meno voglia di palcoscenico, più di retroscena, sono interpretazioni. Ma dentro le nostre scelte quotidiane, le nostre pieghe quotidiane, anche là dentro si nasconde il nostro orientamento politico, e questo ce lo dicono i dati in maniera piuttosto chiara. Molto interessanti. E poi vegetariani o vegani, sai, noi molto spesso parliamo del Made in Italy, della dieta Made in Italy, della difesa del Made in Italy. Qui sul vegetariano o vegano mi si spaccano gli italiani? Come siamo messi? Allora, devo dire, io qui mi aspettavo un italiano che si mettesse di traverso rispetto all'approccio vegano, vegetariano, insomma, a un'alimentazione che escluda le carni, insomma, la provenienza animale. Invece devo dire che ho trovato degli italiani piuttosto aperti, cioè la maggioranza degli italiani ha detto ma sì, vedo anche positivamente quelli che hanno quel tipo di alimentazione, non ne do un giudizio negativo, ma non è del tutto trasversale. Cioè, questo lo pensano gli elettori di centrosinistra, anche una parte degli elettori di centrodestra lo pensano, però a pensarlo meno è l'elettorato della Lega. L'elettorato della Lega è l'unico a manifestare, diciamo, un sentimento meno positivo nei confronti della dieta vegana, vegetariana. Anche qui è politica, è costume, c'è un motivo, non c'è un motivo, c'è la voglia di difendere le proprie, diciamo così, abitudini, tradizioni. La cucina mediterranea, come diceva giustamente lei prima, o è solo curiosità? Questo io lo lascio a chi legge il libro, naturalmente. Io non mi permetto di espormi in interpretazioni. In giudizi, ecco, è un libro davvero molto gradevole che vi consiglio. Andiamo sul pesante, Livio. A cena gli italiani con chi andrebbero? Con Elly Schlein o Giorgia Meloni? Perché ho fatto questa domanda? Perché ovviamente sono le due leader, è la prima volta che il paese è guidato da due donne. Leader donne. Molto diverse, no? E allora ho chiesto, ma qual è quello con cui trascorresti più volentieri una cena? Non chi voteresti, sono due cose molto diverse. Ha vinto di poco, perché 55-45, ha vinto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. C'è però un dato interessante, perché ad aver detto io preferirei mangiare con Giorgia Meloni, ovviamente cena con Giorgia Meloni, sono ovviamente soprattutto gli elettori di centrodestra. Ma attenzione, perché anche quasi il 20%, un elettore su 5, tra coloro che votano il Partito Democratico, ha detto ma a cena forse più con la Meloni che con Elly Schlein. Ora c'è la voglia di confrontarsi, la voglia di litigare, c'è forse l'idea di trascorrere una serata divertente, no? Con la Presidente del Consiglio, magari immaginano una cena un po' più romana, c'entra anche questo, chi lo sa. Però effettivamente questo è quello che ci hanno detto gli italiani. Ora al 100%, dici un po', andiamo nell'Eurozona. Ursula von der Leyen, come è percepita? Allora, Ursula von der Leyen, quando è stata rieletta, io ho fatto un sondaggio e ho chiesto agli italiani, ma voi l'avreste rieletta? Devo dire che la maggioranza non l'avrebbe fatto, solo il 40%, che non è pochissimo, per carità, quasi un italiano su due la pensa così, però solo il 40% degli italiani hanno detto sì, io l'avrei rieletta, avrei confermato Ursula von der Leyen. Questo ci racconta due cose. Primo, sicuramente von der Leyen, col suo profilo forse un po' austero, insomma, con un atteggiamento che evidentemente ci ha fatto trasparire questa sorta di leggera rigidità, forse non ha creato grande empatia con l'elettorato, ma soprattutto ci dice che ancora noi, l'Europa, noi siamo fortemente europeisti, gli italiani vogliono stare in Europa, ma forse ancora l'Europa non ha pienamente convinto l'opinione pubblica italiana. Non ha pienamente convinto. Allora, 100% Italia, con la prefazione di Nicola Savino, un sondaggio per scoprire gli italiani cosa siamo, chi siamo e cosa vogliamo davvero. Copertina, eccola qui adesso in prima linea. Ascolta Livio, vorrei capire una cosa, c'è nella tua indagine qualcosa di sommerso che rimane nella percezione degli italiani in politica? Cioè gli italiani si fidano al 100% della politica così com'è? Credono che le cose siano davvero così come sono o fanno nella loro mente delle dietrologie? Allora,
spesso quando ci troviamo a fare delle chiacchiere con altre persone, incontriamo delle persone che ci dicono: ma sai perché io non voto? Un italiano su due non vota in questo momento, eh? Un italiano su due non vota alle europee. Perché? Perché io ho chiesto agli italiani: ma secondo te esiste un governo ombra? Cioè un governo che prende tutte le decisioni al posto dei governi ufficiali, quelli che siamo abituati a vedere e che eventualmente, anzi sicuramente, siamo noi ad eleggere e a votare direttamente. Pensi, questa cosa la pensa un italiano su due. Un italiano su due è convinto del fatto che a decidere tutto non siano quelli che votiamo, ma sia chissà quale governo che esiste in qualche metaverso, no? Quindi un metagoverno, un governo diverso da quello che votiamo noi. Ci crede un italiano su due. Questo ci spiega anche perché poi gli italiani fanno fatica ad andare a votare. L'obiettivo di questo libro è non giudicare gli italiani, quindi io qui non dico fanno bene, fanno male a crederci. Io quello che dico in questo libro è: c'è questo sentimento dell'opinione pubblica, l'errore che può fare la politica è sottovalutare, giudicare questo pezzo di popolazione. Perché un italiano su due? E perché l'obiettivo della politica dovrebbe essere motivarli ad andare a votare e spiegargli che sono davvero loro a decidere e che quindi votare ha davvero senso e è davvero importante. E allora, andiamo sempre, sincerità, Livio, al 100%. Vediamo un po' i leader italiani. Cominciamo con Giorgia Meloni. Come è vista, come la percepiscono la prima premier della storia? Allora, intanto diamo i numeri, visto che stiamo parlando di 100%, diamo i numeri. Da 1 a 100. Da 1 a 100. Il livello di fiducia di Giorgia Meloni nel nostro ultimo sondaggio è 44%. È un buon Parli livello del sondaggio settimanale, non è così? Tutte le settimane. Questo 44% tutte le settimane, le rilevazioni di tutte le settimane. Esatto. Sostanzialmente parliamo di martedì, mercoledì della scorsa settimana, quindi sono piuttosto caldi. Al 44% il livello di fiducia ed è identico a quello di un anno fa, cioè non ha perso neanche un punto percentuale di fiducia. Questo è la conseguenza del fatto che Giorgia Meloni ha concentrato il proprio racconto pubblico sulla politica internazionale e sulla politica internazionale gli italiani la premiano, cioè confermano che sta operando in un modo che evidentemente gli italiani approvano e gli italiani ritengono sia in qualche modo corretto, sia quello che si deve fare. Faccio notare una piccola cosa, perché si pensa che Giorgia Meloni sia molto polarizzante. Ci sono i politici che polarizzano ed è una dote, secondo me, nei politici a volte, saper polarizzare. Chi è un politico polarizzante? Un politico polarizzante è Matteo Salvini. Matteo Salvini è un politico che attrae sentimenti molto contrastanti tra di loro. Sentimenti iperpositivi da qualcuno, che lo vota infatti, sentimenti ipernegativi da qualcun altro che proprio avversa le sue posizioni. Questo è un modo di essere politici. Ci sono quelli che polarizzano di più, quelli che, faccio l'esempio, Antonio Tajani polarizza di meno, magari attrae è moderatamente polarizzante, diciamo. È un moderato e quindi non polarizza o polarizza molto poco, cioè attrae pochi sentimenti super. Gli italiani amano i moderati o no? Come? Gli italiani, dalle tue relazioni, amano i moderati o no? Gli italiani amano gli estremisti di centro. Cioè agli italiani piace il personaggio che esprime posizioni moderate, però agli italiani piace la personalità. Piace il personaggio politico che sa stare nel mezzo, sa stare nel centro, ma che sa anche animare un'emozione. Anche i personaggi del passato che hanno raccolto molto consenso nel nostro paese sono riusciti a stare in questa sorta di mezzo tra personaggio radicale ma posizioni spesso moderate e centriste. Siamo intimamente moderati, però siccome ci piace la politica, ci piacciono molto i politici che attraggono e che spingono sentimenti. In fondo Matteo Renzi era un moderato nelle posizioni che esprimeva, ma qual è la fase in cui è piaciuto di più agli italiani? La fase in cui era il rottamatore. Era un moderato, ma era estremista nel modo di raccontarlo. Nella fase in cui è più stato leader, insomma, ci stai dicendo, quindi amano i leader in questo senso, che polarizzano. Assolutamente sì. Moderatamente. E allora, il tempo,
devo dire qui, il tempo è anche denaro e tra poco aspettiamo il Presidente del Codacons per farci 2 conti, ma devi promettermi che tornerai qui a Pop Economia su Radio Libertà, perché non è solo un giochino, sapete, leggero, è estate, cerchiamo di alleggerirci un po' con il caldo, ma sono rilevazioni importanti, molto, che sono le evoluzioni, permettendo. Esatto. Grazie a Livio Gigliuto, 100% Grazie a voi. Italia, leggetelo, un bel libro. Grazie, a presto. E allora, al 100% vogliamo capire che cosa sta succedendo anche sul fronte economico e soprattutto sul carrellino o carrellone della spesa. Molto interessante il sondaggio 100% Italia di Livio Gigliuto, perché in maniera anche più leggera, più frizzante, ci fa capire come stanno davvero le cose, chi siamo, cosa vogliamo, cosa scegliamo, che cosa ci piace, cosa non sopportiamo, e non soltanto perché è caldo, perché è freddo, cosa davvero è il nostro intimo stato d'animo che poi si ripercuote nelle scelte politiche, no? E allora Azuela, fammi tu sapere quando abbiamo l'avvocato di Ascenso in linea, perché il tempo corre, il presidente del Codacons. Io ci sono, tu ci sei, batti un colpo. Pronto? Alessandra, il presidente è in linea. L'unica cosa che volevo dirti è che ogni tanto ti senti a tratti, quindi cerca di... Ah, che meraviglia. Beh, insomma, questo è il bello della diretta, Sì. sempre più bello. Insomma, noi Sì. continuiamo, perseveriamo, nonostante il caldo. Non Assolutamente. capisco perché, vedete voi da lì, io sono qui e quindi ci sono. Speriamo che la registrazione poi vada bene in porto. Noi continuiamo. Presidente di Ascenso, ben ritrovato. Grazie per l'invito in trasmissione. Allora, al 100%, perché noi eravamo qui con Livio Gigliuto, il presidente. Che cosa succede col carrello della spesa? L'inflazione ha rialzato la testa, proprio ieri ci sono i dati Istat. Messi? Non si sente più niente. Adesso ti Deva? sento, prima è Eccola. scomparso un attimo, un secondo. Eccoci, ma noi ci siamo, presenti. Allora, come siamo messi col carrello della spesa? Che purtroppo è un trend in crescita e che ci preoccupa, perché sappiamo che il costo delle materie prime, nonostante tutto, continua ad aumentare, quindi inevitabilmente anche un aumento di pochi punti percentuali, stiamo parlando del 3% rispetto al 2% in un mese, quindi anche un solo punto percentuale di differenza fa sì che quello che stiamo vivendo tutti quanti noi, tutti i consumatori, quando vanno alla cassa a pagare i beni alimentari che hanno acquistato, si rendono conto che questi sono aumentati, così come prodotti per la cura della persona, e ci preoccupa anche perché stiamo arrivando all'estate, alle tanto agognate ferie, e inevitabilmente questi aumenti si ripercuotono anche su ciò che le famiglie andranno a pagare durante le ferie, e su base annua abbiamo calcolato che una famiglia con 2 persone paga in più circa 790 euro. Non poche, Presidente di Ascenso, non poche. E i viaggi, le prenotazioni, come sono? Stiamo andando tutti in vacanza? Gli italiani stanno preventivando la loro vacanza o avranno un'estate da turismo mordi e fuggi? Proprio giorni fa parlavamo del turismo mordi e fuggi, anche di quel fenomeno un po' fastidioso dell'overtourism. Sì, purtroppo stiamo registrando da un lato il fatto che per difficoltà economiche molti consumatori non potranno prendere neanche una settimana di ferie, e quindi, come giustamente si diceva, faranno il mordi e fuggi, e quindi nelle località che saranno raggiungibili facilmente a poca distanza. Dall'altra c'è l'aumento generalizzato del costo dei trasporti, dagli aerei ai biglietti ferroviari ai traghetti, al netto dei disagi che tutti quanti noi, come stiamo registrando in questi giorni, un po' per il caldo, un po' per gli interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture e delle reti, quindi ci aspettiamo che sarà un'estate calda in tutti i sensi, quindi non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche per i disagi dovuti agli scioperi che sono stati già annunciati. E poi c'è il fenomeno che sta aumentando del fatto che molti consumatori, anziché andare a cercare le mete un poco conosciute, quindi per arricchire le proprie
conoscenza il nostro territorio meraviglioso, vanno nelle località più note, al punto che si stanno moltiplicando territori dove per salvaguardare i beni naturali si mette il numero chiuso, si fanno pagare i biglietti, il costo del parcheggio per le automobili diventa insostenibili, e poi fenomeno che non riguarda solamente il nostro paese ma anche in altri paesi cugini spagnoli, ad esempio, si mette un tetto massimo e poi dopo non entra più nessuno. Male male. Abbiamo un minuto perché il tempo corre tempo, come sempre, corre tanto, ma con le bollette come siamo messi? Allora, da oggi entra in vigore una novità, è il cosiddetto scontrino elettrico, e questo dovrebbe aiutare tutti quanti noi a comprendere meglio la bolletta. Il dato negativo è che però, insomma, con l'arrivo dell'estate e con l'aumento del fabbisogno elettrico, le bollette stanno aumentando, però visto che c'è poco tempo, adesso mi invito da solo ad una prossima trasmissione per parlare di queste nuove novità sulla bolletta elettrica, sullo scontrino elettrico, sul box informativo, per cercare di fare insieme ai nostri ascoltatori un po' di informazione, nella speranza che poi dopo questo trend di aumenti però diminuisca. Informazione fondamentale, utilissima. Raccolgo subito il suo autoinvito, ma lei è qui, è di casa, e allora martedì prossimo ne parleremo. Grazie, avvocato Di Ascenzo. Grazie a voi. E allora rimanete con noi, tra pochissimo rumore, sperando che l'audio vada bene. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero, per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Da ora in onda Rumore. A te la linea, Alessandra, e abbiamo già in onda l'ospite. Abbiamo l'ospite già in linea? Sì, assolutamente, come già ti dicevo. E allora, grazie cara Sveva. Aveva 22 anni,
Il suo nome è Masha Amini ed è stata uccisa perché aveva una ciocca di capelli che spuntava fuori dallo hijab, il velo islamico. Era il 13 settembre 2022, mentre Masha si recava con i genitori a Teheran ed è stata fermata ad un posto di blocco dalla polizia all'ingresso dell'autostrada perché, ripeto, non indossava l'hijab, che è uno dei veli islamici, non lo indossava in maniera conforme ai dettami della legge coranica. Secondo le testimonianze raccolte presenti al momento dell'accaduto, dopo il fermo l'avrebbero portata a fare una lezione di moralità. Dopo essere stata percossa, è stata trasportata in ospedale dove sarebbe arrivata in stato di morte cerebrale ed è morta lì il 16 di settembre. Dopo questo massacro nasce in Iran Donna, Vita, Libertà, un fortissimo, deflagrante movimento di protesta ormai noto a tutti, un movimento che nonostante le brutali repressioni, le tante morti e tutte le persone imprigionate non sembra recedere di un passo. Oggi con noi in linea abbiamo un ospite qui a Rumore, una giovane donna iraniana, una signora che vive in Italia, attivista del movimento Donna, Vita, Libertà. Lei ha scelto di non divulgare il suo cognome, una scelta rispettatissima, e i suoi dati personali proprio per il clima pericoloso di questi giorni e ci racconta l'Iran. Leila, sei in linea? Buongiorno, sì. Buon pomeriggio, cara Leila. E allora, tu correggimi se io darò dei dati, tu sei informatissima, tutto sai. Io vorrei che tu ci raccontassi un po' la tua storia, la tua esperienza. Tu sei in Italia già da un po', hai una brillante carriera ora, e perché hai deciso di venire in Italia e da quanto tempo sei qui? Quando sei arrivata qui? Sì, io sono venuta a Roma nel 2016. L'ho fatto per motivo di studio, ma soprattutto per avere una vita migliore e libera, e per allontanarmi dall'ambiente soffocante, dalla censura, dalla sorveglianza e dalla repressione. E in Italia poi hai vissuto e sei insomma realizzata qui anche lavorativamente, no? Sì, dopo lo studio ho cominciato a lavorare qui in Italia. Hai cominciato a lavorare. Sei felice qui? Veramente non era quello che aspettavo, ma sì, sono felice qui, ho una vita più libera. Hai una vita più libera. Io hai ascoltato, ho ricordato la storia di Masha. Tu hai indossato il velo e a che età, immagino di sì quando eri bambina, a che età, da quale età hai dovuto indossare il velo? Sì, certo, in Iran tutte le donne sono obbligate per legge a indossare il velo islamico in pubblico e io, come tutte le altre bambine, ho iniziato a indossare il velo già in prima elementare, cioè dai 7 anni. Dai 7 anni. E che cosa provavi quando eri bambina, se ricordi, quando indossavi questo velo? Ma veramente è stato perché io vengo da una famiglia libera e nella mia famiglia non era mai obbligo di indossare il velo. Per me è stato veramente difficile, soprattutto nel caldo di estate, mettere il velo perché sono stata obbligata di indossarlo. Ho capito. Senti, Leila, tu hai mai assistito a scene di violenza, cioè ragazze, ragazzi che venivano fermati dalla polizia perché avevano atteggiamenti non conformi al regime, un po' come è accaduto a Masha, e poi però quella è stata una tragedia? Sinceramente non mi è mai capitato vedere la violenza, ma solo perché cercavo di evitare i posti dove sapevo che potevano esserci. Inoltre posso dire che sono stata anche fortunata, ma se mi fossi trovata in una situazione così non so davvero come avrei reagito, magari avrei trovato il coraggio di parlare o magari la paura mi avrebbe bloccata o sarei rimasta zitta. Ma una cosa che bisogna sapere è l'obbligo del velo. Tante donne hanno indossato il velo non per scelta,
ma per paura di essere fermate e umiliate in Iran, per essere arrestate. Cosa significa vivere in Iran ora per una donna fin da bambina, crescere in Iran? Nel pubblico il velo è obbligatorio. Il codice penale iraniano stabilisce che tutte le donne e anche tutte le ragazze dopo l'età più o meno 9 anni devono coprire i capelli, anche il corpo. Non devono indossare abiti larghi e lunghi anche. E lo sappiamo tutti che Mahsa Amini è stata arrestata, indossava il velo, indossava anche i vestiti larghi e lunghi, ma soltanto perché non piaceva alla polizia morale il modo che aveva indossato il velo. Sì. E anche negli uffici pubblici le fototessere senza velo viene rifiutata. Per tutti i documenti noi dobbiamo avere le fototessere con il velo, in modo che non sono usciti i capelli vengono tutti coperti. Sì. E se no non indossiamo il velo in pubblico, possiamo essere arrestati, possiamo essere esclusi dalla scuola, dal lavoro. E dopo la morte di Mahsa Amini c'è anche una nuova legge che può portare anche a multe, a sequestro dell'auto, blocco del conto bancario, anche al divieto di uscita dal paese. Sì, ecco, per una giovane donna che ora vuole studiare, vuole realizzarsi, vuole sposarsi, vuole fare una vita normale, cosiddetta all'occidentale, ma una vita normale, che prospettive ci sono ora lì in Iran, anche in relazione a questa situazione, e ora veniamo a parlarne del conflitto Israele-Iran? Sinceramente non parliamo solo del velo, dell'obbligo di velo, quello è solo un simbolo. Come sappiamo il regime iraniano è un regime totalitario. Sì. E non c'è proprio libertà in Iran, non c'è libertà nemmeno della parola. Non c'è la libertà nemmeno nella parola. E No. dopo Masha Amini, dopo questo massacro, questa tragedia, quanto è stato deflagrante il movimento del quale tu sei attivista, Donna, Vita, Libertà? Dopo la morte di Mahsa Amini, il movimento Donna, Vita, Libertà è cresciuto rapidamente, anche se nonostante tutte le repressioni del regime c'erano i movimenti anche prima, ma posso dire che le donne iraniane hanno trovato il coraggio dopo questo movimento. E questo è diventato una protesta nazionale e anche internazionale, e migliaia di donne e uomini sono scesi in piazza. Il regime invece ha risposto con la violenza. Ha risposto con la violenza e persino ha sparato direttamente ai manifestanti per fermare le rivolte. Ma il movimento ha mantenuto viva la sua forza. Io posso dire che sono fiera del mio popolo e delle nuove generazioni. Ecco, Leila, dopo l'attacco di Israele all'Iran è cambiato lo scenario, no? E questo, si parla sempre di regime change. Ora sembra più possibile dopo questo attacco il regime change, cioè il cambio di regime? Sembra una prospettiva più vicina o no? Prima di tutto voglio dire che a nessuno fa piacere vedere il proprio paese sotto attacco. Certo. O vivere l'orrore della guerra. Dobbiamo sapere che sempre in questi conflitti ci sono i cittadini innocenti che pagano il prezzo. Ma dopo l'attacco israeliano in Iran è diventato più chiaro quanto la Repubblica Islamica sia fragile e quanto il suo potere sia solo un'illusione. In mezzo a tanta sofferenza però cresce una nuova speranza nel cuore del popolo iraniano.
Penso che oggi siamo tutti più convinti che la vittoria e la libertà è più vicina. Sono ancora più in pericolo in questo momento le donne lì, anche se siete tutti più consapevoli che la libertà e la liberazione è più vicina. In questo momento quanto sono in pericolo le donne che sono tacciate come colpevoli di questa rivolta, perché è una rivolta che parte dalle donne e considerato sempre il conflitto Israele-Iran. Quanto sono in pericolo le donne? Certo, dopo l'attacco israeliano la situazione è peggiorata. L'autorità ha intensificato i controlli, ha cominciato a arrestare molte persone, soprattutto le minoranze etniche e religiose e le donne, che subiscono più repressioni, arresti sempre. In queste situazioni adesso le esclusioni sono aumentate, le esecuzioni sono aumentate e solo negli ultimi mesi ci sono state decine di condanne a morte e tante persone sono state arrestate con l'accusa di essere spie per Israele e spesso senza prove reali. Sei in contatto tu con alcune tue amiche? Che cosa ti dicono? Vi sentite? Durante il conflitto il regime iraniano ha staccato anche internet, quindi è stato un po' difficile di contattare loro, ma dopo sì, è da qualche giorno che è ripartito di nuovo, sì, sono in contatto con loro. Certo hanno paura, adesso hanno paura sia da Israele che dal regime proprio. Hanno paura. Ribadisco, una rivoluzione partita dalle donne. Cosa possiamo fare, Leila, ti chiedo, noi donne, qui in Italia e in Occidente, ora parlo dell'Italia, noi siamo italiane, per aiutare le donne iraniane, adesso, in questo preciso momento? Possiamo essere la voce delle donne, di quelle che non hanno voce adesso a parlare, di quelli che vivono sotto repressione. E dobbiamo parlare di quello che sta succedendo lì. Per me è inaccettabile che il regime islamico iraniano, che arresta, tortura, uccide chi protesta, siede nel Comitato dei diritti umani dell'ONU. Sì. Per me è un paradosso assurdo. Questo significa dare legittimità a un sistema violento e totalitario. Dobbiamo fare pressione, secondo me, ai politici. Che cosa chiedi tu alla politica in questo momento? Che cosa ti senti di chiedere? Poi chiudiamo. Sì, quello che sto dicendo, per me non ha senso che i politici iraniani, che il regime islamico abbia una posizione nel Comitato dei diritti umani nell'ONU. Questo per me è un paradosso dell'Occidente. Chiaro. Leila, io ti ringrazio. Ripulire immagine del regime. Chiarissimo il messaggio. Io ti ringrazio per oggi. Mi riserverò di chiamarti ancora, vedremo tutte le evoluzioni, naturalmente noi speriamo in bene e ci risentiamo. Grazie davvero per questa tua preziosissima testimonianza. Grazie a te. Grazie Leila. E allora andiamo a parte di questa trasmissione. Leila dice alziamo la voce tutte insieme, facciamoci sentire, ha mandato un messaggio chiaro, diretto alla politica, tutta la politica occidentale, e noi donne cerchiamo di fare rete e muro contro i soprusi.
Ora noi in diretta chiamiamo il vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Tiziana Nisini, poiché le linee sono fuse, i messaggi WhatsApp non li vedo più per il caldo ha fuso anche WhatsApp in questo momento, pregherei la mia carissima Sveva di darmi qualche notizia di quando abbiamo l'onorevole Tiziana Nisini in linea. Sveva? Alessandra, sto collegando l'onorevole. Perfetto. E allora vorrei parlare proprio di questo, cominciare a parlare con Tiziana Nisini di questo e poi dei temi attuali. Di politica, vi dicevo in anticipo di trasmissione, si infiamma anche la politica, l'agone politico, il via libera al nuovo decreto Alessandra, flussi l'onorevole è c'è. in linea. Eccola, Tiziana Nisini, ben ritrovata, sono davvero molto contenta, vicepresidente della Commissione Lavoro Camera dei Deputati. È un po' che non ci si sente. Come sta Tiziana? È vero. Buonasera Alessandra, bene. Sono molto contenta Tiziana, benissimo. E allora abbiamo avuto qui una testimonianza, non so se tu hai avuto modo di sentirla, ma ti riepilogo io, di Leila, non ha voluto dare i suoi dati personali, giustamente per il clima che c'è molto pericoloso, una giovane donna iraniana attivista del movimento Donna, Vita, Libertà. Ci ha raccontato molte cose importanti di come si vive in Iran, perché sentirle sempre fa bene a noi per farci capire davvero e renderci conto di cosa significa vivere lì, cosa significa quella condizione per le donne iraniane. E lei diceva: alziamo la voce tutte quante. La mia domanda: cosa possiamo fare noi donne qui in Occidente e soprattutto qui in Italia? Facciamo rete, facciamo muro, alziamo la voce. Stai seguendo tutto questo? So che tu sei molto sensibile a queste tematiche, Tiziana. Stai seguendo? Che cosa pensi tu? Ma io condivido con quanto hai detto te. C'è una situazione in Iran che non dà giustizia alle donne comunque forti che stanno facendo battaglie da anni, che comunque vivono in una condizione nemmeno di semilibertà ma di prigionia vera in termini di diritti, in termini proprio di libertà soggette a restrizioni legali e sociali. Io credo che ci voglia una grande solidarietà femminile in questo, anche in Occidente, anche nel nostro paese, e anche le battaglie che noi portiamo avanti sul velo non sono battaglie perché non condividiamo religioni, non condividiamo il modo di vivere, di vestire di altri popoli, ma proprio perché il velo ha un valore negativo proprio per le stesse donne, tant'è che io ho seguo molto le donne iraniane, ma perché io seguo le donne coraggiose. In Iran le donne hanno dimostrato tante volte il loro valore, tante non sono scese a compromessi, stanno cercando di solidarizzare anche con le donne più fragili che hanno paura, che non hanno coraggio, e tutti gli eventi che le riguardano da decenni a questa parte, tanto di cappello per il coraggio. Noi viviamo in una società dove le donne sono emancipate, dove le donne sono libere, dove le donne possono vestirsi come meglio credono, senza limitazioni, possono far valere i propri diritti nel mondo del lavoro, ma all'interno di una società che comunque è inclusiva. E quindi loro sono veramente donne coraggiose che si sono trovate e si trovano in una condizione che non dà giustizia a loro, ma non dà giustizia neanche alle future generazioni. Anch'io sono mamma, quindi io mi metto nei panni di queste donne che vogliono cambiare la società proprio per le future generazioni, per i propri figli, per far sì che le proprie figlie non vivano in questa prigionia. Quello che noi possiamo fare, non si può legiferare in questo, ma bisogna essere solidali magari con tante donne che sono anche da noi e che hanno paura, e non voltarci dall'altra parte, ma riuscire ad intercettare proprio da queste donne magari dei segnali chiari, segnali importanti, o anche piccoli segnali, e dobbiamo insegnarlo anche ai nostri figli, perché poi la solidarietà noi la possiamo fare, però il grande arriva dai bambini, che in questo, in termini di inclusione, in termini di solidarietà, hanno tanto da insegnare a noi adulti. Noi lo facciamo, ma mai quanto loro, con la purezza, la trasparenza, l'innocenza che hanno i nostri ragazzi. Noi dobbiamo andare nelle scuole e aiutare anche queste ragazze con le loro famiglie, con le loro mamme, a non farle sentire sole,
perché nelle difficoltà in genere, in tutte, non bisogna mai far sentire una persona sola. Se una persona sola è sola, ha paura. Se una persona è accanto a altre persone, acquista forza e coraggio. È un percorso lungo, perché è un percorso... E anche potere, mi permetto di dire, anche potere nel senso giusto del termine. Potere. E poi l'indipendenza, conta anche l'indipendenza, che nel nostro paese si può ottenere, ma in alcuni regimi no, tant'è che leggevo che sono stati chiusi anche tantissimi negozi perché non era stato rispettato l'indossare il velo, sono state tolte, sospese, escluse dall'università donne che non indossavano in maniera corretta o non indossavano proprio il velo, sono state requisite auto, quindi dire, il percorso è lungo. Però bisogna stare uniti, no? Quello che sta dicendo. Allora, abbiamo non molto tempo purtroppo, ma poi lo recupereremo nelle prossime puntate. Veniamo ai temi di casa nostra, quelli economici e quelli della politica. Dicevo in anticipo di puntata, si infiamma anche un po' il clima politico. C'è stato questo via libera al nuovo decreto flussi. 500.000 ingressi, si parla di lavoratori stranieri, di colte e badanti, e poi c'è una CGIL che critica e dice questo decreto non affronta le criticità. Allora, che cosa significa questo? Che voi siete fuori strada, non avete ottemperato quello che avevate detto, oppure può significare un'altra cosa, cioè che l'immigrazione regolare, e ce lo siamo detti tante volte anche con te in questa trasmissione, se ben gestita, se ben attuata, può essere una forza nel lavoro italiano? Assolutamente sì. Allora, diciamo che la CGIL sta facendo una battaglia politica e strumentale contro il governo, ma in particolar modo con il ministro Salvini, che è il nostro segretario federale. Lo vediamo con gli scioperi, lo vediamo con tutti gli attacchi che vengono fatti ormai quotidianamente. Noi abbiamo un'idea di immigrazione che non è un stop all'immigrazione incontrollata, non gestita, che provoca insicurezza, che provoca degrado, che provoca anche eventi criminosi e delinquenziali. Noi siamo per un'immigrazione regolata, controllata, tant'è che con noi il decreto flussi è migliorato, è stato ampliato, sono stati aumentati gli ingressi, ma questo perché? Perché c'è una richiesta del mondo imprenditoriale, in particolar modo del mondo agricolo, dove la distanza tra domanda e offerta di lavoro è molto ampia e noi viviamo di agricoltura, è una delle attività preminenti nel nostro paese, che non fiora all'occhiello a livello che ci riconoscono con i nostri prodotti, i nostri prodotti DOC di OPG sono conosciuti a livello mondiale. Abbiamo regolamentato e migliorato un decreto flussi non solo nel numero di ingressi, ma anche andando incontro proprio alle richieste delle aziende, queste aziende che comunque, e anche con un coinvolgimento delle associazioni datoriali che fanno da filtro e un aiuto alle istituzioni preposte al controllo degli ingressi, perché queste aziende che si prendono in carico questi ingressi nel nostro paese formano queste persone, acquisiscono competenze, riescono a mandare avanti attività e fanno andare avanti il nostro paese in maniera regolata e controllata. La differenza tra noi, la sinistra e la CGIL, ma la metto nella sinistra. Quanto abbiamo? Noi stiamo lavorando per una società integrata che si vuole integrare col lavoro e con una famiglia, ben venga, ben accette. La sinistra che usa il razzismo con gli immigrati ne fa di campagna elettorale, perché di fatto rispetto a quanto sta facendo questo governo gli è rimasto quello da dire, non ha più argomenti se non dell'immigrazione, che noi siamo razzisti, siamo cattivi. Noi stiamo facendo un lavoro che va ad aiutare le aziende e che porta ad un'immigrazione controllata, regolata e governata. Chiaro, allora abbiamo un minuto, poco tempo, ma recupereremo presto, se vorrai, nella prossima trasmissione. Il decreto sicurezza, un tema molto caro alla Lega, è un tema di cui abbiamo parlato moltissimo anche qui. Dopo la bocciatura della Cassazione il governo va dritto e dice non ci rimangiamo nulla. Che succede qui in un minuto? No, assolutamente non ci rimangiamo nulla, perché noi vogliamo un paese sicuro, vogliamo dare delle risposte alle forze dell'ordine che sono uomini e donne, padri e madri di famiglia che mettono la loro vita a disposizione di una comunità, vogliamo andare incontro
agli anziani che sono soggetti a truffe ormai quotidianamente, non vogliamo più le borseggiatrici in giro che utilizzano i minori, i bambini piccoli per fare furti e scippi. Vogliamo mettere delle regole come il Daspo urbano, come il reato di blocco stradale. Noi vogliamo un paese con delle regole, perché un paese civile, un paese che funziona e un paese più sicuro, tant'è che è il decreto sicurezza. Perfetto, è chiaro. Allora, grazie all'onorevole Tiziana Nisini. Io la invito, ti invito e aspetto di nuovo qui. Grazie ancora. A voi, buonasera. Buona serata. E noi ci vediamo martedì prossimo, se vorrete. Ricordate, people is the power. Ciao e a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.